Buon pomeriggio e benvenuti a un nuovo appuntamento con Distanza Minima, la rubrica in diretta di Willy, il laboratorio sulla comunicazione della UIM di Udine. Assieme a me a condurre questa intervista ci sono Moreno, Diego e Silvia, in rappresentanza di tutta la redazione. L'ospite di oggi è nato a Pieris di San Canzian di Sonzo nel 1948. Cuoco di professione, è uno dei più grandi esperti di erbe naturali della nostra regione. Chef del Collegio Cocorum del Friuli Venezia Giulia e socio di vari gruppi micologici e botanici, ha pubblicato diversi libri sull'uso e le qualità delle erbe aromatiche e spontanee. Autore di numerosi articoli, è stato protagonista di varie trasmissioni radiofoniche e televisive dedicate alla valorizzazione della cucina tradizionale e dei prodotti del nostro territorio, dallo scrigno di Telefriuli al Goengheo della RAI, per la cui sede regionale ha anche curato, assieme a Graziella Serafini, il programma radio Fare di ogni erba una delizia. Appassionato divulgatore, partecipa a incontri ed escursioni in cui guida il pubblico alla scoperta dei segreti delle erbe che crescono nei nostri prati e nei nostri boschi, per imparare a conoscerle, raccoglierle e utilizzarle anche per le loro proprietà benefiche. È con grande piacere che a Distanza Minima oggi incontriamo Ennio Furlan. Buongiorno. Buongiorno, grazie a tutti voi Benvenuto. per essere con voi. Adesso passo la parola a Moreno che inizia a fare le sue domande. Quando è nata la sua passione per le piante spontanee? La propensione, quando ho cominciato? Beh, col nonno, è tutto partito col nonno. Oggi come oggi sicuramente non andrei, no, a trovare il nonno, perché andavo io e mio fratello, come arrivavamo dal nonno, lui che aveva una gamba di legno, tanto per essere chiari, no? Era claudicante, e allora ci portava nell'orto, togli quell'erba lì, tira via quella là, non quella lì che è buona, e così dovevamo metterci sul lavoro, no? Quello che oggi ormai penso pochi giovani fanno. E da lì è partito tutto quanto. Io poi, avendo fatto il cuoco una vita, ho avuto anche datori di lavoro che mi hanno lasciato fare, e così ho raccolto e ho propinato, no, ai vari clienti, nei vari ambienti, e da lì è partito. Dopo ho continuato anche nei vari gruppi, che faccio parte anche di un gruppo Micologia Botanica Udinese, che è uno dei primi gruppi che parla molto anche non solo di funghi, ma anche di erbe. E così continua, la storia continua, insomma, si impara sempre. Quali competenze sono necessarie per lavorare nel suo ambito? Le conoscenze, competenze, certamente non è che si inventano quelle cose lì. Intanto, se non hai la conoscenza, l'attenzione, no, è quello che si cerca di fare. Io vedo anche in molti gruppi, non è tanto che l'insegnamento è per riconoscere un fungo o una pianta, ma è di svegliare un po' l'attenzione delle persone, no? Cioè crearle un po' curiose, magari raccolgono, e allora che pensino un attimo, ma questo qua sarà buono, non sarà buono, e non con faciloneria, no? Buttare nella pentola. Poi succedono naturalmente le cose peggiori, no? Dunque sempre in attenzione, e se possibile legarsi a qualche gruppo, quello sarebbe ottimale, ecco, perché da soli è un po' difficile. Oggi ci sono queste applicazioni moderne nei telefonini che funzionano anche abbastanza bene, però sono limitate, no? Non è che solo con quelle puoi mangiare. Sì, vedi, forse ti avvicini molto alla pianta, però dopo devi conoscere di più, ecco. Nel conoscere le piante spontanee, quanto conta lo studio e l'esperienza?
Le piante spontanee certamente sono sempre state usate, no? Nei secoli decenni, già ne cita nei suoi testi Plinio il Vecchio, già lui cita il discorso delle erbe. È chiaro che se oggi conosciamo è perché qualcuno le ha mangiate prima di noi, no? E dunque chissà quanti sono morti, perché un'erba mortale non è che te la danno, assaggia, poi si fanno il funerale e ti dicono ah, questa è mortale, no? Dunque lo sappiamo solo perché l'hanno mangiata gli altri e dunque siamo oggi arrivati a questo, no? Sì, approfondiamo sempre più, però mancando la vera cavia umana, chissà quante ancora non sapremo mai se potranno essere consumate o meno, no? Gli animali hanno tutto un altro metabolismo, loro non hanno il problema nostro. Sono rarissime le piante che non vengono mangiate dagli animali e anche nel caso le trovano e nel loro genoma, nel loro DNA c'è scritto qualcosa e le lasciano in parte, cioè è difficilissimo proprio che muoiano per mangiare una pianta mortale, diciamo, o velenosa. Ci sono corsi per avvicinarsi al mondo delle erbe spontanee e al loro uso in cucina o per la salute? Sì, beh, i posti come ho accennato, i posti sono i gruppi, no? I gruppi sono molto interessanti, questi gruppi dove si va a camminare, dove spesso diciamo che le erbe da padrone la fa la primavera, no? Dunque si parte già da febbraio vicino al mare e poi ci si alza fino in giugno, ci si alza in alta montagna, essendo aggregati ai gruppi c'è una conoscenza continua. Poi naturalmente se trovi anche cuochi appassionati e dunque si comincia a mangiare assieme. Io per caso sono quelle cosucce nel gruppo dove sono io, noi ci troviamo il primo e il terzo mercoledì del mese in sede circoscrizionale, no? E si sta 2 ore a studiare dalle 7 fino alle 9, poi alle 9 dopo si va tutti insieme a mangiare una prosciutta, non si va assieme. E io porto sempre erbe o cose anche per non solo il semplice scopit che tutti conosciamo, erbe sicuramente commestibili che li conosco, ma non proprio di bontà, no? E allora questi qua fanno le cavie da sempre, anch'io assieme a loro naturalmente, no? E spesso dico, ma guarda te, o avete fame o forse il mangiare è buono, no? E allora ci si trova lì. Però anche in questa maniera riesce a capire perché con le critiche, con le parole che dice uno, che dice l'altro, ti avvicini sempre più a una miglioria, no? Piano piano si può migliorare. Quali sono le piante tipiche che possiamo associare al Friuli? Qua non è una risposta facilissima, nel senso che noi facciamo parte di una fascia mediterranea che comprende l'estremo nord, no? Scandinavia, tutte le zone là, all'estremo nord dell'Africa, cioè dove il mare bagna l'Africa, no? Questa fascia mediterranea si trova un po' tutto di quelle erbe che noi conosciamo, con più o meno frequenza, dalla pianura fino, non dico ai 2000, ma ai 1500, 1600 e forse qualcosa in più, troviamo tutte queste erbe scaglionate nei momenti. Dunque bisogna muoversi, ecco, non è che le trovi tutte quante lì per lì. Ci sono piante una volta molto diffuse in Friuli e ora difficili da trovare? Negli erbari la mia conoscenza è fatta da cuoco, no? Da appassionato, perché io non sono un botanico, dunque è il botanico che sa al 100% le cose, però poi studiando assieme a loro e vedendo anche vecchi testi, oggi come oggi ci siamo accorti che dalle erbe descritte nel tempo ne abbiamo una cinquantina completamente perse, proprio non esistono più, scomparse. Un altro centinaio su per giù viene mantenuto nei giardini botanici e dopo quello che rimane, no? Per fortuna che nel tempo tutto ha classificato tutto
il botanico svedese Carl Nilsson Linneo, no? Nel 1700 o qualcosa, perché prima davano il nome come capitava, non è che chi ha dato il nome a una pianta aveva una conoscenza esagerata, stava imparando, no? Stava imparando per dare al futuro, per dare agli altri, e non so, poteva dare il nome a una pianta, rosso, perché vede qua, no? Vicino al giallo, dunque era genere e specie, no? Finiva lì. Allora il nome di conservanda non può essere cambiato, anche che oggi con la tecnologia sappiamo molto di più, ma il nome deve rimanere quello che è. Volevo chiederle, ci sono piante spontanee protette in Friuli? Sì, certamente, noi abbiamo una legge regionale molto, molto interessante. Adesso nel 2022 danno un po' rivista. Diciamo che ci sono dei parchi e le zone dove non si può raccogliere nulla. Dunque c'è una lista non ben definita. Noi possiamo raccogliere di tutte le piante che conosciamo, possiamo raccogliere 4 piante per uscita giornaliera, 3 kg per pianta, e altre 30 piante possiamo raccogliere 1 chilo per uscita giornaliera. Di tutte quelle che non sono messe nella lista regionale, si può raccogliere naturalmente non contemplando mai le protette, no? Perché le protette non possono essere toccate, ma le altre che non fanno parte delle piante protette si possono raccogliere 10 steli, cioè non 10 ciclamini o 10 di qualcos'altro. Nel totale delle piante non descritte, 10 steli o 10 parti floreali. Dunque siamo ben ristretti. C'è poi una piccola parte che può essere raccolta dagli studiosi, da chi studia sempre con un permesso speciale dato dalla forestale, tanto per capire, no? E poi c'è la proprietà è sacra e inviolabile, come si suol dire. Dunque nella proprietà non esiste un vincolo, anzi devo dire che adesso hanno messo un piccolo vincolo anche nelle proprietà, perché si sono accorti che il mirtillo rosso, il mirtillo nero l'olivello spinoso stanno scomparendo. Loro anche nella proprietà, dove prima poteva raccogliere quello che voleva, c'è il limite di 1 chilo anche nella proprietà. Questo è proprio per tutelare un pochino il sistema, perché altrimenti sarebbe uno scatafascio, insomma, no? Ed è vero che in regione abbiamo decine di tipi di orchidee. Scusa che non... È scritta la domanda lì sul video, la riesce a leggere? Scusa. È vero che in regione abbiamo decine di tipi di orchidee spontanee? Ah, beh sì, abbiamo una marea di orchidee spontanee. Quelle sono totalmente protette proprio, no? Si trovano proprio a riva al mare, si può dire, e in alta montagna ce n'è un'infinità. Io mi ricordo lì dietro che mi hanno chiamato qua da Roma e ho fatto una trasmissione, è venuto su un regista, abbiamo fatto una settimana di riprese in tutto il Friuli proprio sulle erbe spontanee, era il periodo primaverile, e ne abbiamo trovato una caterva. Io che non mi sono mai, sì, le vedevo, ma mai interessato, no? Perché io facendo il cuoco avevo altri interessi, no? Naturalmente sempre non mai portandole via, no? Giustamente, pieno rispetto per queste persone. Ne abbiamo tante, tantissime ne abbiamo. Le piante sono anche velenose. Quali sono le più pericolose e che ruolo hanno in natura? Beh, allora c'è una specie di detto, no? Si usa dire fra persone che bazzicano, che studiano, che lavorano, che dai funghi ancora riescono a salvarti, dalle piante molto di meno. E ne abbiamo diverse, velenose,
tossiche e mortali, ne abbiamo diverse. E lì ci vuole un'attenzione e una conoscenza, non si scappa. Il ruolo della natura è il ruolo di quello che notiamo oggi, no? A forza di buttare diserbi, schifezze varie, che dopo, anche senza buttare proprio porcherie, già la monocultura, no? Non hanno nemmeno raccolto il mais, che già stanno arando per rimetterlo l'anno prossimo, e in quei campi lì rimane poco. Una volta nella raccolta delle erbe c'era sempre il campo chiamato del quinto anno, cioè c'era la rotazione nei campi, no? E la rotazione voleva dire che l'erba medica, dopo il quarto anno, si selvatichiva, entravano tutte le varie lidrichesis, talis, l'ardieluto, tutte quelle piante strane. Dunque in quel campo lì era una sussistenza per la famiglia. La nonna faceva su grembiule, a voi c'è su di cene, no? E andava a raccogliere in questo campo, che poi veniva arato, ma c'era già quello che era il quarto che diventava il quinto. Questo oggi è completamente scomparso, sparito completamente. E come avevo accennato prima, le piante mortali sono già nel DNA degli animali. Qualcuno muore, non so, il colchico per esempio, se stranamente di uno sfalcio tardivo, no? O un mese troppo piovoso che non riesce a scomparire, dunque viene tagliato e poi messo nell'erba secca che andrà nella stalla, la mucca lo lascia nella greppia, non lo mangia. Cioè loro hanno nel loro DNA, noi purtroppo no. Dunque loro in milioni di anni hanno avuto questo cambio. Invece per noi vogliamo tutto subito, no? Noi vogliamo veloci. Dunque o hai la conoscenza o sei fregato, non hai scelte. Si può dire il nome di una pianta velenosa? Beh, noi abbiamo i veratrum, che ce n'è diversi, il colchico adesso che è in pieno l'agliossino, c'è il colchico assieme, c'è il veratro assieme, c'è la saponaria che è meno pericolosa ma è assieme, e c'è anche il mughetto, la Convallaria maialis. Dunque tutti assieme, se raccolti solo le puntarelle, hanno le punte uguali. Dunque quando si taglia sopra, si va poi al cimitero. Non c'è niente da fare, perché bastano 2 milligrammi di principio attivo per fare un funerale. Dunque già 2 grammi sono poco, pensa a 2 milligrammi, il nulla, no? Con il nulla sei fregato. E dunque bisogna stare molto attenti. Io consiglio sempre di tagliarle se possibile al fil di terra. E come poi avevo detto anche prima, che poi abbiamo parlato di 1000 cose, nella legge regionale c'era un divieto totale di estirpare le piante, non potevamo estirpare nulla, tagliarle tutte al fil di terreno. Io lì non è che ero d'accordissimo 100%, perché mi viene da pensare che se siamo corretti e raccogliamo solo quello che ci serve, si potrebbe anche ovviare un pochino, no? Allora adesso però, con questa nuova legislazione che hanno rivisto un pochettino, allora ecco che permettono l'estirpazione delle radici del tarassaco, perché fanno bene, e dell'arnica. L'arnica è comunque una pianta che non si mangia, ma si usa nell'alcol per fare medicazioni o pomate, no? Io quando mi chiedono del radicchio di monte, no? La drip di monte, già lì mi arrabbio un pochino, perché c'è una raccolta super indiscriminata. E dopo io dico sempre, va bene, dove ce l'hanno lo fanno per mestiere, no? Lo raccolgono, lo vendono, lo usano, sì, purtroppo è così. Ma io sono convinto che il tarassaco, no, che anche qua da noi, la parte radicale adesso che ce l'hanno concessa con un po' di foglioline fatte in una soluzione dolce, è sicuramente migliore delle drip di monte, perché il drip di monte non è un radicchio. Tutti i radicchi, no, andiamo calmi, si chiama Lactuca montana o Cicerbita alpina, non ha niente a che fare con il radicchio. Dunque una lattuga lessa, sfido chi la mangia. C'è una pianta spontanea importante che secondo lei è sottovalutata? Sì, abbiamo anche piante sottovalutate. Mi viene detto spesso, no? Ma una volta conoscevano, una volta... non sono d'accordo.
Non sono d'accordo perché una volta moltissima gente andava a raccogliere erbe, ma raccoglieva 5, 6, 4, 5, non raccoglieva di più perché non aveva conoscenza. La conoscenza è molto più presente nel Veneto. Nel Veneto loro hanno di natura i vecchi libri di funghi hanno anche il nome in Veneto, non in friulano, per dire, no? Dunque abbiamo anche noi erbe molto buone, però si parte sempre col concetto adesso sclopete, giù sclopete a gogò, no? Dunque finché ce n'è si raccoglie, stesso discorso per l'agliussino, ma la liaria per esempio è una buona pianta, è velocissima nella crescita, all'iaria perché anche quella sa un po' di aglio, foglioline verdi chiari con dei fiorellini bianchi, molto buona e viene dimenticata, ma nello stesso sclopet, ecco lo sclopet, no? Ma noi abbiamo anche in friulano l'orelute di Gneur, che sarebbe il Silene alba, che è sicuramente 5 volte più grande dello sclopit classico come foglia, è identico come gusto, come tutto, non viene raccolto, non è conosciuto. E con quello si starebbe poco a fare anche 3 kg, no? Perché ha le proprietà identiche allo sclopit che vediamo, né più né meno. Però viene dimenticato. La pianta ringrazia. Le piante alloctone è un problema enorme con le piante alloctone. Sul territorio italiano, in Val d'Aosta, ancora lavorano bene, in Trentino anche, in Lombardia, Piemonte, in Veneto qualcosa, in Friuli si parla ma non si fa niente. Ho paura che stiamo combattendo con reggimenti di persone di ogni genere con certi fanatismi, no? Io niente contro bianchi, rossi, vegani, ecologisti, su tutte, cioè io quello che penso, secondo me, sediamoci a un tavolo e ragioniamo, no? Inutile star lì a blaterare per niente, no? Abbiamo piante che danno danni enormi e diciamo una piccola soddisfazione è che noi abbiamo quelle degli altri, ma gli altri hanno le nostre, dunque diamo le parti. Noi per esempio l'acacia, no? Che noi non abbiamo né la robinia né la acacia. Noi hanno una pianta intermedia abbiamo che si chiama robinia pseudocacia. La pianta è tossica, si fanno i fiori fritti che sono molto buoni. Si dovrebbe debellarla, ma noi abbiamo una vita lavorato con l'acacia, visto che abbiamo sempre chiamata acacia. Tutti i pali delle viti erano fatti di acacia. Il legno da ardere, che è un ottimo legno, veniva fatto di acacia. Con le acace belle, grosse, vecchie, si facevano dei mobili che hanno dei colori meravigliosi, dunque la tenevamo sotto controllo. Adesso dovremmo estirparla. Ma il peggio, per esempio, ce lo dà l'ailanto. È una pianta che è stata importata dal Giappone perché il baco da seta, il bruco, mangia l'ailanto ed il gelso. Dunque la bachicoltura col tempo se n'è andata a rotoli e si sono dimenticati di eliminare la pianta ailanto. Quello, diciamo che tra virgolette è un'ottima pianta mellifera perché fa milioni di fiori, dunque facciamo una buona produzione di questo ailanto. Però non so cosa dire, tutti si dovrebbe un po' partecipare. Io quando cammino vedo piante, magari è chiaro che non porto via la motosega, no? Ma quelle piccole o col coltellaccio o con le forbici o il coltellino, se possibile cerco di eliminarle. Il peggio penso che è nelle palme, tutte quelle palme che vediamo, anche quelle palme antiche, quelle molto alte, no? Che sembrano meravigliose. Quelle lì sembra. Chi va al giardino botanico in centro Padova, a Prato della Valle, la zona, queste palme che le hanno lì da qualche secolo sono chiuse in una gabbia con i vetri, come dire non dovete uscire di lì, vive, non è che sono morte, no? Dunque vuol dire che qualcuno col tempo le ha portate fuori, come succedono sempre, e oggi stanno esplodendo perché la temperatura del globo è alzata 1,5 gradi, ma io mi viene da pensare 2, e la pianta ha cominciato a proliferare anche qua.
e non è difficile eliminarla quando è piccola, basta tirarla via, che via con facilità, o tagliare il cuore, lei non si ramifica per sotto, no? Dunque la eliminiamo. Però io che vado sul Malina mi ricordo, io abito a Paparotti, 40 anni fa sul Malina erano poche le piante. Abbiamo per esempio una che mi sfugge il nome scientifico, ma si chiama poligono giapponese, che ha invaso in maniera impressionante gli argini del Malina. E io avevo fatto cenno molti anni fa alla forestale, però nessuno, ma anche per dire forestale, ma anche gli stessi proprietari, no? O i vicini tagliate, eliminate. E nel momento, se non tagliano quelle piante lì, non si passa più nemmeno con la bicicletta, cioè ci stanno soffocando. E l'altra pianta è quella che vediamo, che è venuta giù dall'Austria, quei fiorellini gialli, è un senecio, quei fiorellini gialli ai bordi delle strade, da Tarvisio fino al mare, che vengono coltivati anche per le vendole in fioreria. Anche quella pianta lì dà seri problemi. Io so che c'è anche un bel libretto, la regione ha fatto due bei libretti, due belli opuscoli, uno sulle piante alloctone e uno sulle piante e le erbe e gli animali da salvaguardare. Sarebbe da vedere se fanno delle ristampe, chi lo sa, può darsi che facciano delle ristampe. Dovrebbero metterli nelle scuole, noi parliamo tanto, ma nelle scuole non si fa niente. Io non posso andare avanti con discorsi feroci, no? Perché non è il caso nostro, ma io sarei feroce in quelle cose lì. Inutile piangere dopo, bisogna pensare prima. C'è una pianta che il cambiamento climatico sta mettendo in difficoltà? Beh sì, certamente, ce n'è più di una, perché con questo caldo esagerato, momentaneamente non le mette tanto in difficoltà perché li sta spostando. Cioè, se vogliamo dire una difficoltà, dalla pianura si alzano dove c'è più fresco, no? Si spostano, creando difficoltà senz'altro, perché creiamo difficoltà dove lei stava bene, dove la pianta viveva bene, no? Dunque sicuramente ci saranno delle difficoltà anche per queste piante qua. Il tempo è lungo, no? Non è che in pochi attimi decidiamo che possiamo fare, ma stiamo vedendo queste cose, io so che abbiamo il dottor Roberto Pizzuti, lui è molto attento a queste cose, ha fatto anche due film, uno sulle erbe, quello sul fiume Tagliamento, un carissimo amico. Io ogni tanto gli dico, tu sei anche un po' fanatico, ma è giusto così, è giusto così. Qual è l'errore? L'errore. Oggi, quando si va a camminare, io dico a tutti, no? Avete questo io non ce l'ho il telefono moderno, no? C'ho quello a carburo, ma quelli moderni sono molto belli perché fai le foto e dunque puoi anche parlargli, gli dici che pianta è, dopo a casa approfondisci il discorso, no? Ma la raccolta è fatta perché non conoscono la legge regionale, perché non è che io dico sempre andate a vedere il bollettino ufficiale regionale, legge per la raccolta delle erbe, non sono 25 pagine, tira giù la pagina che ti serve, la tieni in tasca e almeno stai più attento, no? Ma l'errore è l'estirpazione, quello penso che sia l'errore più frequente, in barba alla nostra legge che è ferrea sull'estirpazione, no? Purtroppo non so cosa dire, lì sarebbe da andare via. Io avevo il nonno che era di radici austro-ungariche, no? E con lui era facile, capisci? In 10 minuti metteva a posto le cose, invece noi andiamo avanti qua con troppe lungaggini. Ci sono degli erbari sul patrimonio botanico del Friuli? Sì, ci sono. Dove, Sono diversi erbari. Un erbario molto interessante deve essere, se non erro, all'Arcivescovile. E deve essere proprio quello che accennavo, le piante che non si trovano più, che era una proprietà dei conti romano. Siccome nella loro divisione nel tempo dovevano, c'era questa diatriba, no, lo voglio io, il Pacere ha detto no, mandiamo l'arcivescovile
e si trova là, no? Comunque ce n'è sicuramente diversi, non è solo quello. Non ho approfondito, ma l'amico Valentino Verona, lui sicuramente è molto attivo nell'avere anche queste nomenclature, no? Per capire bene. Esiste in regione una banca dei semi delle piante da orto autoctone? Beh, adesso sta sempre più, ho un carissimo amico anche di Iplis, e poi uno proprio da noi è Gianfrancesco Gubiani di Gemona, lui ha scritto L'orto senza veleni, un libro meraviglioso, e lui ogni anno si fa i suoi semi, e adesso vedo proprio su Facebook che hai questo mercato non solo friulano di scambio semi, e cioè l'attenzione lì deve essere come si deve, perché deve essere isolata la pianta, no? Si viene impollinata da api che girano dappertutto e il seme non è più, no? Ma ce ne tiene abbastanza e ritorna di moda e tornano a creare questi semi antichi. Penso che è una bella cosa, sicuramente una cosa interessante. Difatti questo amico ogni anno mi portava le piccole piantine di un sedano rapa friulano che come grossezza è meno della metà, no, di sedano rapa, quelli in bottega, che sembra che li abbiano pompati, no? Sono piccolini così, ma di 1000 profumi. Quello non viene grande, quello rimane piccolino. Sedano rapa friulano. Nel mondo contadino c'era una conoscenza diffusa dell'uso delle erbe. È una cultura che si è persa. Sì, l'uso, dicevo prima, no? Nel mondo contadino sicuramente, perché non è che avevano tutti i supermercati o i negozi che abbiamo oggi, non tutti avevano molti animali da mangiare, dunque una buonissima parte delle persone mangiava le erbe, no? Di qualunque tipo, non dico tutto l'anno, ma quasi, erbe, poi tuberi naturalmente, no? Non è che si sia proprio persa, c'è ancora, adesso sta tornando fuori proprio fortemente. Io vedo che quando si va a camminare c'è in questi ultimi, dico 15 anni, non di più, tornano i giovani, sia ragazze che ragazzi con i bambini, e noto più di qualche bambino che magari lo fa per gioco, ma poi ho visto nel tempo che più di qualcuno continua con il quaderno, mette dentro le foglioline, scrive la pianta, no? E continua. Dunque questa, speriamo bene, è un segno positivo che ci dà un po' di fiducia, no? Un piccolo sole, ecco. Secondo lei è possibile coltivare piante officinali in casa o un piccolo giardino? Sì, è possibile, è possibile. Sono le piante, gli è dato un nome strano, che adesso mi sfugge, le piante. Beh, insomma, lasciamo stare il nome, dai, che è inutile stare qua a pensare 3 ore. Si può. Non tutte, molte, però io dico sempre che siccome non tutti hanno questa voglia di star lì pulire, tagliare, perché se lasciamo mezzo incolto o troppe erbacce dentro diventa un problema. Allora, se proprio non vuoi mettere questo telo di plastica, ci sono soluzioni oggi molto interessanti per isolare le piante con dei teli appositi, no? Per averle sempre, e dunque te le hai sempre. Io dico sempre l'importante, più una pianta viene tagliata, più progredisce più avanti. Inutile lo smarino, se non lo tagli le punte, anche se non lo usi, bisogna tagliarlo e lui continua a ingrandirsi. Le salvie uguali, tutte le salvie a fine stagione dovranno essere capitozzate completamente e loro l'anno dopo ricacciano le foglie nuove. Chi le lascia ferme, la salvia fa un cespo gigante, poi lo vedi tutto nero perché non crea più, quando tu lo tagli la pianta è morta, perché genera solo delle punte nuove. E poi anche un altro accorgimento,
non è che mettevano la salvia, rosmarino, non so, vicino a una vecchia muraglia dove era il chiodo del Purcit, no? Oppure una muraglia dove erano i gabinetti o dove era il letamaio. Lo mettevano perché queste piante hanno bisogno di calcio. Dunque io dico, se metti una salvia in pieno orto, 2-3 anni poi muore perché non ha calcio. Allora devi fare un bel buco, butti dentro in friulano il rudinas, no? Malta porcheria no? Coci, no? Butti sotto, metti sopra un mezzo metro di terra, metti la pianta, chiudi e vai avanti. Come tocca le radici, cosa che ha a che fare col calcio, la pianta starà sempre bella. Sembrano robette, però giovano. Ah sì, a Cividale mi hanno chiamato a fare diverse cose con questi ragazzi che vedo abbastanza volonterosi. Peccato che molti si perdono per la strada, perché ho notato che non gli viene, forse non dico che non gli viene detto, ma si accorgono dopo, quando magari devono cominciare a lavorare, che devono lavorare venerdì, sabato, domenica, e molti si perdono per la strada. È un peccato, no? Stanno facendo dei progetti, specialmente ho lavorato con loro in 2 progetti interregionali, Italia, Slovenia, Austria, Croazia. Quelli sono molto interessanti. Uno è terminato l'altro anno, adesso mi sembra che stanno ripartendo altri 2, durata sempre di un triennio. 2 anni fa mi ricordo che, oltre che le cose che si fanno col Civifor con i ragazzi, no? Che vado anch'io là a insegnarli, ma più che altro io vado, e sempre anche assieme al Civifor, al Giardino del Chiostro Cividale. Lì una bella, una realtà meravigliosa, che hanno lì sempre personaggi con un po' di handicap, e questi ragazzi o ragazze hanno tutti nel tempo trovato un lavoro, no? E in questo progetto mi ricordo a Pordenone, nella fiera primaverile, avevamo già preparato naturalmente a Civifor le cose lunghe, di cottura lunga, no? Perché non hai il tempo in fiera di fare un arrosto, no? La cucini casomai i tortellini, no? Che stai poco cucinarli. Ma io, per me, avevo il bancone grande, immenso, con tutte le erbe, e avevo il doppio microfono, che erano gli interpreti che parlavano sia il tedesco che lo slavo, ma oltretutto la gente che era seduta, senza quella che era fuori, perché la gente poi anche mangiava, no? Io dico, sono come i furmisi, no? È una roba impressionante. Bello, interessante, perché tanto oltre che mangiare, e lì poi ho avuto delle giornate meravigliose, perché notavo che stavano tutti molto attenti. Non è poco, no? Quando parli di erbe. Io adesso ultimamente ho parlato così con gli amici qua, no? Appena arrivato, che ho appena fatto 5 conferenze a Gemona nel gruppo micologico gemonese, il lunedì, mercoledì. La media era di 98 persone, cioè vuol dire che c'è ancora gente che ci tiene, no? Poi io leggo sempre, quando parlo, c'ho l'amico Vincenzo Gomma, col computer, perché io non intendo cliccare lì, parlare, non puoi, devi uno clicca, io parlo e do l'attenzione alle persone. Poi da Pisiaco, io che sono di Pieris, c'è una parolina che io non ritengo mai che sia una brutta parola, perché a Pieris la parola, non so, vai a cagare, è gioiosa, non è mai offensiva, no? Mai, che sappia io mai. È sempre il ma cagato, no? E allora leggo aneddoti e le persone che sono davanti a me, e specialmente se ho donne, perché sai, quelle è sempre più paura, no? Delle risposte. Allora quando parlo, spiego le cose, c'è lo schermo, no? Che si vede in grande, allora piano piano vado vicino e faccio la domanda trabocchetto a questa persona, no? Che spesso, cioè qualcuna anche sa, ma spesso non sa. Allora, come non mi dà la risposta, io mi giro all'amico Vincenzo, gli dico: Vincenzo, prendi il nome qua, 2 euro di multa, perché no? E dunque la gente sta su, capisci? Nessuno dorme. Io leggo sempre gli aneddoti personali, che sono molto interessanti.
che è una crescita anche quella. In Friuli si trovano i tartufi? Sì, si trovano i tartufi, anzi nel gruppo dove sono io, il Micrologia Botanica Udinese, c'è un caro amico Adriano, che è appena andato in pensione, lui era il Cagneto. Naturalmente anche i tartufi sono regolati da una legge nazionale, perché non puoi raccoglierli, non sono quasi mai tutti nello stesso momento, no? Sono 7 varietà, 6 discrete e una proprio così, no? E questo amico li trova spesso nel momento da trovarli. Abbiamo anche il tartufo bianco. Il tartufo bianco si trova nella zona di no Palazzolo, prima lì che fanno la sagra a Miano, come si chiama lì? A Muzzana. Ecco, a Muzzana hanno 2 boschi, uno planiziale antico, dove trovano questo tartufo bianco, e l'altro ed è sociale, dunque entrano solo i soci, oppure con le scuole, no? Ci sono quelli che ti spiegano, vai a vedere, non vai a raccogliere. L'altro invece è libero un po' per tutti. C'è questa piccola, io dico, una fregatura nella vita, le cose vengono col tempo, no? Noi non sapevamo che ci sono i tartufi in Friuli, perché noi proprio non sapevamo niente. L'abbiamo scoperto nelle zone basse, perché vedevano ogni anno, in autunno, arrivare persone dall'Emilia Romagna, no? E cosa vengono a fare sti qua, no? E dai si sono accorti del tartufo, specialmente in bianco. Ma noi il bosco planiziale, col senno di poi è facile, no? Il bosco planiziale lo avevamo da Monfalcone fino alla Tisana. Pensa quanti quintali di tartufo bianco, no? E invece hanno arato, le sorgive, no? Arato. Purtroppo non lo sapevano, capisci? E dopo c'è il costo è non di poco, è bianco. Poi lì subentra il discorso personale, no? Io una volta lo mangio, ma la seconda non lo vado alla ricerca, anche se ho fatto il cuoco. Cioè non mi dice niente, una volta volentieri, ma non è che impazzisco, no? Cioè sì, una volta, sì, dai. Sì, mio fratello proprio, ma neanche per idea, non gliene frega, assolutamente, no? Poi dopo c'è sempre questa lotta, no? Del tartufo di Alba, di Acqualagna, c'è sempre questo giro, cioè non interpellano mai gruppi micologici, perché sanno le risposte negative che vengono date. Negative nel senso, il miglior tartufo bianco, quello di Mussana, hanno fatto DOP, no? Hanno fatto questo tartufo DOP, sono tutte barzellette, perché il tartufo bianco è il tuber magnatum picco, è uno solo, non ce n'è 17, uno, e cresce solo in quei territori di boschi antichi, bassi rilievi, dove regna l'acqua stagnante, dove regna l'umidità, e sotto quelle certe piante. Dunque inutile, no? Questo discorso meglio, non è meglio niente. È un fungo comunque, il tartufo è un fungo, che dura pochissimo. Poi se il cane, che si va col cane, no? Se il cane lo annusa nel momento giusto, il tartufo è ottimale. Se lo annusa che è già passato qualche giorno, il tartufo non sa di niente. Se lo toglie prima che cominci il profumo, sa di poco. Allora ecco perché, no? Sì, buono, qui, là, la via. Dura pochissimo. E viene messo nel riso, non sanno come fare per usarlo. Poi abbiamo questo olio di tartufo, che io non mi sento di dire che non c'è mai il tartufo. In qualche olio viene messo, ma costa un occhio della testa, perché noi usiamo un prodotto che viene estratto dal gas, dal petrolio, per dare odore, una sostanza naturalmente commestibile, non una sostanza pericolosa, che dà lo stesso odore del tartufo, perché mettendo dentro il tartufo nell'olio, dopo 4-5 giorni marcisce tutto, perché il tartufo molla la sua parte di acqua, acquosa, e porta marcescenza dell'olio. Cosa si dovrebbe fare? Si dovrebbe mettere un vaso alto, mettere il tartufo in una garza
con un bastone sopra, di modo che lui sia solamente, no? Pindulin, non deve toccare l'olio, chiudo sopra e allora l'olio si impregna del profumo, solo in quel caso lì. Oppure seccare, ma se un tartufo bianco costa 3-4 mila euro al chilo, dopo essiccato, perché un fungo dopo essiccato perde il 90% del peso. Allora, quanto costa un grammo di tartufo bianco essiccato? 40.000 euro, no? È tutto da vedere, capito? Gli dà più soddisfazione andare alla ricerca di erbe o stare ai fornelli a cucinare? Ma diciamo che l'ho usata sempre quella roba lì, no? E sono stato molto fortunato perché io in 48 anni di cucina ho avuto pochi datori di lavoro, non è che ho cambiato, no, ogni 3 giorni, per dire, no? E tutti, neanche a fare apposta, tutti mi hanno lasciato fare, cioè io specialmente negli ultimi anni che lavoravo cividale, al pomeriggio, per non venirti in casa, che tanto poi dovevo ritornare a lavorare la sera, nei momenti stagionali giusti, avevo sempre in macchina scarponi, pantaloni di andare nel bosco e andavo a raccogliere le cose che poi si faceva per i clienti mangiavano queste cose, no, propinate, nuove, no? Dunque avevo persone che venivano, noi per esempio abbiamo friulani, no, se vogliamo dire, io anche se sono visiaco ma sono Furlan di cognome, dunque mi ritengo più friulano di friulani perché sono doppio, Furlan doppio, no? Furlan, no? Per dire, no? Allora, so che per noi il top è il risotto con lo scopì, cioè da noi è il risotto con lo scopì, non si scappa, no? Se invece quando si va a questo che abbiamo accennato prima, l'Edric di Mont, sì, e raccogli solo le foglie, che io non raccolgo la pianta mai, che non mi interessa. Quando è grande, raccolgo le foglie grandi, lascio la pianta lì che viva, che continui, e mi sento di dire, personalmente, perché è un gusto mio, mi sento di dire che il risotto con le foglie lessate, no, come si fa con questo qui, è superiore al risotto con lo scrupito. Ecco qua, Riddick di Monte. E qua ho un piccolo dubbio, no? Perché notate, noi non potremmo raccogliere, perché lì c'è una parte di radice. Siccome la legge proibisce di raccogliere la radice, quella legge deve essere, sì, non so, mi fanno un po' arrabbiare, no? Io ho già detto prima, no? Non so chi ha fatto questa legge, no? Cioè si sa un po', no? Chi l'ha fatta e chi l'ha decisa. Avete deciso a metà, no? Mi proibite 1000 cose e non mi guardate quella roba lì? Perché lì non è che mi ha raccolto 1 chilo a persona, Ma la radice non si può ripiantare. No, perché viene troncato quello stolone lì. E vive solo là, non vive da noi. Dove si trova il radicchio di montagna? La risposta è vicino, lontano, perché se non c'è lontano verde, Alnus viridis, non c'è il radicchio, sono in simbiosi. Dopo il radicchio si sposta magari sotto un abete, non so, nei lamponi, no? Per dire, no? Ecco, però deve avere il lontano gobbo per trovare il radicchio, no? E viene tagliato in velocità perché hanno fretta. Chi va a raccogliere per far soldi non raccoglie 1 chilo, raccoglie a cesti, dunque in barba alla legge, no? Adesso io non approfondisco il discorso. Ho già detto prima che da radici austro-ungariche sarei molto cattivo. C'è un'erba che nella sua cucina non manca mai. O più di una, mi sa. Sì, diciamo che è chiaro che in tutte le cucine c'è sempre il prezzemolo, no? Quello non scappa mai, no? Però io amo sempre qualche foglio, cioè se devo fare un ripieno per fare i calzons, per fare gli agnolotti, no? Con le erbe, dove posso mettere anche gli spinaci se non ho altre erbe, ma
tutto acquista gusto, profumo e bontà in bocca se dentro il ripieno, no, nella quantità di, non so, di una terrina che abbia 300-400 grammi di ripieno, no? Se gli metto un cucchiaio colmo di 2 fogliette di menta, 2 fogliette di erba luigia, un pochino di origano, timo, tutto tritato finissimo, tutto questo gli dà una grinta non indifferente. Dunque queste erbe aromatiche un po' tritate, un po' da avvicinare, sono molto interessanti. Come anche noi non l'abbiamo molto frequente il mirto, che non è una pianta nostra, ma adesso che è aumentata la temperatura vedo che dove è messo non ha più problemi di freddo, dunque fra qualche anno l'abbiamo anche noi qua. E anche il mirto lo trovo molto interessante, senza mettere tante erbe. Quando fai un arrosto metti dentro 2 rami di mirto e ti dà 1000 profumi. E erbe aromatiche facili da gestire a casa? Sì, le erbe aromatiche, sì, le ho. Io poi ho anche l'orto urbano, L'orto? L'orto urbano a Paparotti, lì Cusignacco, ci sono 18 cellule e c'è l'orto lì, e dunque anche lì ho queste erbe aromatiche. È chiaro che oggi come oggi, essendo io e la moglie, non faccio più un grande uso come lo facevo una volta, no? Ma per esempio le erbe aromatiche, per fare un buon olio con le erbe aromatiche, bisogna, prima ho accennato alla marcescenza del tartufo nell'olio, succede anche con le erbe. Noi le erbe, intanto se possibile non lavarle, o se non le lavi e le lasci asciugare, non metterle con l'acqua dentro, no? E metterle nell'olio, lasciarle 48 ore, non di più, scolarle, e se sono messe dentro già belle pulite, quando le passi col colino, non buttarle via, le recuperi. Allora fai un pentolino con poco olio, diciamo il 30% di olio e il 70% di burro, metti queste erbe che hai tolto dall'olio, gli fai una cottura veloce e poi quando sono fredde tu fai con 2 cucchiai, fai delle cannelle, le metti li stratifichi su una teglia, le sbatti in congelatore, l'indomani le tiri fuori, un colpo si staccano le palline che sono già pronte, aromatiche, per aggiungere dove vuoi. Una cosa molto importante, quando si mette via in congelamento una cosa grassa, strutto, lardo, burro, deve essere salato, perché altrimenti il ghiaccio col grasso irrancidisce, va a irrancidimento. Sale normale, non salato di più, ma deve esserci sale, si evita l'irrancidimento. Bene, il tempo Siamo arrivati. è volato e siamo Sì. alla fine della nostra chiacchierata. La ringraziamo per la disponibilità e per le tante cose interessanti che ci ha. Mi toccherà venire un giorno con la chitarra, Sì. Venire un giorno con la chitarra, va bene. ci mettiamo qua, organizziamo. Ecco. E quindi, Sì, io vengo molto volentieri. e quindi diamo appuntamento a tutti quanti alla prossima intervista a distanza minima. Grazie a tutti voi, molto gentili.